Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Andiamo subito a presentare l'ospite di quest'oggi. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito, al dottor Luca Maria Avena, ortopedico. Buonasera. Grazie dottore Avena di essere con noi. Intanto lo dico subito, noi oggi parleremo di artrosi, però so che insomma quando ci sono i nostri professionisti in studio, voi amici telespettatori che avete da fare qualche domanda che riguarda insomma questo ambito, ci chiamate, ma questo ci fa piacere perché insomma approfittatene, no? E visto che abbiamo i professionisti qua in studio lo potete fare, e ricordo che insomma il numerino verrà poi insomma messo in sovraimpressione. Già c'è, perfetto. Bene, allora l'artrosi, questa patologia frequente, molto comune, veramente ne soffrono tante persone in Italia, diciamo in Italia, nel mondo. Sì, purtroppo è una patologia che colpisce tutti, è una patologia, si dice, degenerativa, cioè la cartilagine non è altro che l'intonaco delle nostre ossa che andando avanti negli anni si consuma. È un processo da una parte degenerativo, però purtroppo anche infiammatorio, quindi accompagnato a questa degenerazione della cartilagine c'è anche il sintomo dolore, e colpisce un po' tutti. Inoltre, siccome l'età media avanza inesorabilmente, ma è una cosa positiva, è una cosa positiva. Abbiamo appena sentito che insomma i sessantenni di oggi sono i quarantenni di un tempo, una volta, no? Sì. E purtroppo però la patologia artrosica aumenta come incidenza, perché abbiamo a che fare con generazioni attive a 70 o addirittura a 80 anni. Certo, certo. Che cosa interessa prevalentemente l'artrosi? Allora, prevalentemente interessa tutte le articolazioni, ma prevalentemente interessa le articolazioni degli arti inferiori, in quanto sono le articolazioni soggette al carico corporeo, e in particolar modo l'articolazione più soggetta all'artrosi è il ginocchio. Secondo classificato è l'anca, terza classificata nell'arto inferiore è la caviglia, quarta classificata è l'articolazione del primo dito del piede. Ecco, primo dito del piede. Sì, perché sul primo dito del piede va il 20% del nostro peso corporeo, e quindi è l'articolazione che quando noi facciamo il passo è soggetta a più pressioni e quindi ha un consumo cartilagineo maggiore rispetto alle altre dita del piede. Ah, ecco, quindi insomma appoggia. C'è un motivo biomeccanico, esatto. Sì, di natura biomeccanica. Allora, possiamo dire, cioè magari le persone si chiedono, ma perché? Abbiamo sentito il fattore meccanico, no? Quindi abbiamo fatto qualche premessa anatomica, quindi abbiamo detto la cartilagine è l'articolazione è più colpita. Allora la domanda vi rispondo subito. Perché? L'artrosi è una patologia multifattoriale, ci sono tanti fattori intrinseci ed estrinseci che si combinano e portano all'artrosi più o meno precoce. Innanzitutto c'è un motivo genetico, ci sono delle famiglie che sono più predisposte geneticamente al consumo cartilagineo, mentre altri fattori possono essere il sovrappeso. Non dimentichiamoci che 1 chilo in più sulla pancia corrispondono a 4 kg in più sull'articolazione dell'anca mentre camminiamo, a 5 kg in più sull'articolazione del ginocchio mentre camminiamo e 8 kg in più sull'articolazione del ginocchio se saliamo e scendiamo le scale. Sulla caviglia sono 12 kg in più, 1 chilo in più sulla pancia. Quindi se abbiamo un girovita un po' troppo fuori misura,
insomma Esatto. abbiamo sentito quanti chili in più. Esatto. Ecco, quindi questo è importante per dire che rimanere nel peso forma, Nel peso forma in questi aiuta casi, sicuramente a ridurre il rischio di è artrosi. vero che ci sono anche delle professioni, dei lavori particolari che possono... Sicuramente i lavori manuali o chi di professione fa lo sportivo a livello agonistico sono persone che sono più soggette al consumo cartilagineo, e poi ci sono le alterazioni anatomiche, per esempio chi ha un... Forse la devo interrompere, dottore Venna, perché c'è una telefonata. Sentiamo chi ci chiama. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Cosenza. Prego. Innanzitutto complimenti perché fate sempre trasmissioni interessanti qui a Tennis. Grazie. Ci date sempre dei consigli. Volevo fare una domanda al dottore. Io praticamente soffro di tendine sovraspinoso infiammato con anche cartilagine e calcificazione. Cioè purtroppo questo durante il giorno io non sento niente, però la sera quando vado a letto e mi giro a destra praticamente io avverto forti dolori. E niente, questo è un problema che purtroppo quando io svolgo attività di manutenzione mi dovrei stare con non so come, perché qualsiasi piccola cosa faccio subito mi ricompare. Niente, volevo un consiglio del dottore, Sì, certo. fare, se c'è qualche terapia. E Certo. un altro consiglio, se è meglio il ghiaccio o la borsa termica calda in questi casi. Però le ripeto, io solo la notte soffro di questo. Quando mi giro a destra, io sulla spalla sento fortissimi dolori, perché durante il giorno poi non sento niente. Anche se lancio qualcosa con il braccio destro io avverto dolori. Se voglio lanciare, per esempio, un sasso, io ho difficoltà a lanciarlo forte perché subito avverto dei dolori. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a lei, può rimanere sicuramente all'ascolto per la risposta. Allora, di che cosa soffre il nostro telespettatore? Il nostro telespettatore parla già di una diagnosi, cioè di tendinite del sovraspinoso. E stiamo parlando dell'articolazione della spalla, stiamo parlando di alcuni tendini che sono i tendini che vengono detti della cuffia dei rotatori, cioè sono quei tendini che permettono di farci fare alcuni movimenti della spalla in abduzione e in extrarotazione. Di solito le persone che fanno un lavoro manuale in cui utilizzano molto le braccia, specialmente al di sopra anche della testa o in posizione particolare come in questo movimento, vanno soggetti ad infiammazioni del tendine del sovraspinoso. Una tendinite del sovraspinoso tipicamente dà dolore notturno, non dà un dolore diurno, per questo il signore poverino quando va a letto sente dolore, Sì, ha detto che avverte al di là della posizione. Poi è chiaro che se io ho un dolore alla spalla e dormo dal lato dove c'è la spalla dolente sentirò un po' più di dolore perché ci va più pressione. E sicuramente per fare una diagnosi di tendinite sovraspinoso, a parte l'esame obiettivo, la clinica, ne approfitto per dire che la clinica deve essere imperante. Gli esami diagnostici devono essere un aiuto, ma noi dobbiamo fare diagnosi prima clinicamente. E come esami diagnostici, dopo aver fatto una diagnosi clinica... Cioè gli esami strumentali? Esatto, gli esami diagnostici sono gli esami strumentali. Dopo aver fatto una diagnosi clinica e aver accertato che per esempio il signore ha una tendinite del sovraspinoso, si passa agli esami strumentali. L'esame più utile molte volte è una semplice ecografia, in quanto l'ecografia fa vedere anche come questo tendine si muove, scorre, perché il collega che fa l'ecografia può far muovere il braccio al paziente e quindi non solo studiare l'infiammazione del tendine in modo statico come lo può fare la risonanza, ma addirittura vedere il movimento, perché molte volte questi tendini si infiammano perché hanno un conflitto con alcune ossa che sono lì vicino. E le cure possono essere dalle cure fisioterapiche, quindi strumentali, vedi la Tecar, alle cure infiltrative, e se poi però facendo gli esami strumentali, ecografia e eventuale risonanza si riscontra una lesione, specialmente se è un soggetto giovane o comunque un soggetto tra i 30 e i 65 anni, si può ricorrere poi a degli interventi di riparazione di questo tendine. Ah, ecco. E poi ci chiedeva il nostro telespettatore... Ghiaccio, sempre ghiaccio. Il caldo su un'infiammazione infiamma ancora di più. Il caldo va bene se io ho una contrattura muscolare.
Ma se io non ho una contrattura muscolare o un'infiammazione di un'articolazione, se metto caldo le cellule infiammatorie lavorano ancora di più e si infiamma ancora di più l'articolazione, quindi il ghiaccio sicuramente. Quindi sicuramente il ghiaccio per il nostro telespettatore che ci chiamava. Allora, abbiamo anche qualche immagine dalla regia, sì. Se vogliamo possiamo iniziare con quelle della cartilagine. Spieghiamo. Allora, come vedete, la parte bianca e lucida è la cartilagine sana. Quando la cartilagine si rovina, si espone l'osso che sta sotto la cartilagine. L'articolazione del ginocchio. Quindi stiamo vedendo il femore e la tibia, e sul femore, nella parte interna, sulla vostra destra, si vede una zona che è rossa. Quel rosso sotto non è altro che l'osso, perché lì la cartilagine si è consumata. Ed è chiaro che se la cartilagine si consuma, sotto troviamo... Ma vediamo più zone... Sì, questa no? È un'articolazione del ginocchio più consumata. Di solito un paziente di 70 anni, 75 anni ha una situazione del genere, dove si è consumata tanta cartilagine. E perché fa male? Perché la cartilagine è priva di recettori che portano il dolore al cervello. Consumata la cartilagine si espone l'osso sotto la cartilagine, che invece è ricco di recettori del dolore. Ecco perché si avverte il dolore. E in più, se si diventa osso contro osso, si creerà anche attrito e quindi rigidità, e quindi l'articolazione diventa anche rigida. Quindi il paziente si lamenta del dolore e della rigidità. Non riesco bene a salire le scale, non riesco bene a scendere le scale. Certo. Può colpire anche le vertebre, no? Allora, certo, esiste anche l'artrosi vertebrale, e l'artrosi vertebrale di solito colpisce in modo particolare le ultime vertebre lombari, che sono quelle soggette a più carico, sempre per un discorso biomeccanico, ed è classica l'artrosi lombosacrale, come è classica anche l'artrosi cervicale. A livello della schiena, la rachide cervicale è quello che va incontro più precocemente ad artrosi. Noi possiamo avere anche radiografie di 35enni che sono clinicamente asintomatici, che presentano già i segni di un'artrosi precoce. Perché? Perché sia a livello lombare che a livello cervicale le vertebre sono quelle che si muovono di più. Il collo ha una libertà di movimenti enorme e quindi c'è più consumo. Stessa cosa a livello lombare. Ecco, questo è il motivo per cui lei dice questa cartilagine, anche in questo caso, anche perché poi nella cartilagine non circola tanto sangue. Allora, la cartilagine per definizione non è vascolarizzata, per cui e questo è il grosso problema, cioè non essendo vascolarizzata non abbiamo la possibilità che arrivi il sangue per riparare un danno, mentre zone diverse, vedi l'osso, vede i muscoli, sono invece vascolarizzati, per cui poi si può rigenerare, mentre la cartilagine purtroppo è avascolarizzata. Senta, dottore Vena, lei è specializzato di più, è un chirurgo ortopedico, dell'arto inferiore. Dell'arto inferiore, quindi parliamo di anca, parliamo di ginocchio, parliamo di caviglia. Sì. E di piede. Esatto, esatto. Allora, le dico questo perché poi vedremo anche nelle nostre immagini qualcosa, no? Sì. Sempre che riguarda l'arto inferiore. Allora, questa invece è l'articolazione dell'anca, e anche qui, quando la parte bianca è la cartilagine sana, la parte rossa è la cartilagine consumata. Quando si incomincia a consumare la cartilagine, specialmente nell'anca, è un po' un processo che non si ferma, non si ferma in nessuna... Anche in questo caso lei ci dice non è più come si pensava, no? Che colpisce le persone che avanzano negli anni, però spesso può accadere sempre per questo movimento, per altre cause come il sovrappeso. Sì, poi nell'anca dobbiamo pure ricordare che ci sono delle patologie che colpiscono l'anca nel bambino, particolari, tipo il Perthes o lievi displasie, che possono favorire già a quell'età un danno della cartilagine o alterazioni anatomiche della testa del femore, che poi progrediranno in un'artrosi. Ultimamente si è anche capito che piccoli difetti
effetti di rotazione e di posizionamento del collo del femore rispetto al contenitore, l'acetabolo, possono provocare un conflitto, si chiama conflitto femoro-acetabolare, che alla lunga poi può portare in età adulta media a un'artrosi purtroppo già precoce o alcune volte anche avanzata. Ecco, anche in questo caso stiamo parlando dell'artrosi dell'anca, anche in questo caso il paziente avverte un forte dolore, sì, no? Di solito avverte un forte dolore che è localizzato all'inguine e a livello gluteo. Chiaramente bisogna sempre fare delle diagnosi differenziali, perché per esempio a livello gluteo potrebbe essere anche un'irritazione del nervo sciatico. Classicamente il paziente che ha invece un'artrosi dell'anca ti dice: ho dolore all'inguine, ho difficoltà ad indossare le calze, perché una delle prime limitazioni del movimento nell'artrosi dell'anca è l'extrarotazione dell'anca, per cui il paziente ha difficoltà ad indossare i calzini. E poi c'è la zoppia si dice antalgica, cioè il paziente per non sentire dolore cerca di poggiare di meno il piede dove c'è l'anca artrosica, e quindi è una zoppia di fuga, si dice, per non dare troppo carico sull'anca dolorante. Certo. Ok, proseguiamo regia con le immagini, vediamo. Ecco, questa per esempio è un'artrosi lieve moderata di ginocchio. Che significa? L'artrosi noi la dobbiamo classificare, e la classifichiamo in base a quanta cartilagine rimane tra femore e tibia. In questo caso nella parte esterna, cioè la vostra destra, è rimasto più del 50% di cartilagine, nella parte interna infatti si vede che è un po' più alto. Nella parte interna è rimasto un 20-30% di cartilagine. Se questo ginocchio in particolar modo è un ginocchio di una persona tra i 50 e i 65 anni, sicuramente non penso come primo gradino terapeutico a un intervento di protesi. E che cosa posso fare? Posso fare per la cartilagine, quindi per la parte interna dell'articolazione, per esempio delle infiltrazioni di un lubrificante che si chiama acido ialuronico, che la nostra articolazione produce fino a 56 anni, che però abbiamo visto che immettendolo nei pazienti che hanno l'artrosi aiuta a rallentare un po' l'usura, non a bloccarla, a rallentarla, e ha anche un'azione antidolorifica. Poi però l'artrosi non colpisce solo la cartilagine, colpisce tutto il ginocchio. Io amo dire, non colpisce solo il motore di questa macchina, ma anche la carrozzeria. E in questo ci viene in aiuto la fisioterapia strumentale. Abbiamo vari macchinari che possono ridurre l'infiammazione nei tessuti. E per esempio un caso del genere, tra fisioterapia e infiltrazioni di acido ialuronico, riesce a togliergli il dolore e a fargli guadagnare un po' di anni. Certo. Poi non abbiamo mai una sfera di cristallo per dire se questa artrosi evolverà sicuramente in un'artrosi grave. Sì, poi vediamo anche per quanto riguarda le tecniche. Alcune volte però in questi pazienti, questo è proprio quel paziente, possiamo pensare di fare degli interventi che mettono la tibia più dritta, perché nella radiografia precedente vedevamo che la parte interna era più ristretta, ma era ristretta anche perché c'era una tibia un po' come ce l'hanno i calciatori, in termini medici si dice vara. Allora, andiamo a quella avanti. Di prima, regia. No, andiamo avanti. Facendo un intervento in cui tagliamo l'osso e lo mettiamo più dritto, spostiamo il peso dalla parte interna verso la parte esterna, che era quella con più cartilagine. Ecco. Questi tipi di interventi... Quindi si è ricreato un equilibrio, in poche parole. Riusciamo a spostare il peso nella zona dove c'è più cartilagine. Questo ci permette di guadagnare 10-15 anni. Questo è magnifico. Sì, specialmente in pazienti giovani intendo 44, 45 anni, 46 anni, però spesso il paziente non arriva a quell'età, spesso il paziente ci arriva già sopra i 55-56 anni, e questi interventi iniziano a perdere di valore a quell'età. Sì, perché insomma poi sarebbe meglio intervenire prima sulla deformità, sì. Ma poi secondo me si tende un po' a prendersi il tempo, no? Un po' per paura, un po' perché, a meno che insomma non sa il paziente viene quando ha veramente tanto dolore. Il problema è che quando hai tanto dolore sei già arrivato un po' alla frutta. Sì, beh, questo è vero, insomma.
Però voi chirurghi fate sempre un po' paura. Sì, è giusto. È giusto. È giusto. Allora, avevamo altro da vedere? Sì, noi? sì, c'è qualche... Allora, questi sono dei disegni semplici che dimostrano quando facciamo una protesi oggi che tagliamo veramente pochissimo osso. Noi tagliamo 10 mm di osso, le protesi moderne sono protesi di rivestimento di superficie. Che vantaggio c'è? Sacrifichi poco osso, in caso devi effettuare una revisione e hai ancora tanto osso, tanta impalcatura su cui lavorare, e poi rivestendo l'osso vuol dire che queste protesi assomigliano tantissimo all'anatomia normale, per cui il paziente che avrà la protesi sentirà questo ginocchio più normale, più vicino a un ginocchio normale. Ecco, ci sono poi chiaramente dopo l'inserimento di una protesi, no? Ci sono delle piccole attenzioni che il paziente deve avere, no? Diciamo che oggi siamo un pochettino, è cambiato un po' il mondo della protesica. Innanzitutto abbiamo dei programmi accelerati, che significa che rispetto a un po' di anni fa, stando attenti a tante cose, cioè non far perdere sangue al paziente, non fargli sentire dolore, noi riusciamo dopo poche ore dall'intervento a mettere in piedi il paziente e a fargli recuperare un'autonomia per le cose semplici, andare in bagno, salire un gradino, in pochissimi giorni. Poi però il paziente deve capire che ha fatto un intervento comunque importante e che quindi nei primi mesi non bisogna camminare molto, perché se cammini molto nei primi mesi non dai pace ai tessuti, alla carrozzeria. Certo. Che noi durante l'intervento abbiamo insultato, perché noi non è che cambiamo i tessuti, i muscoli, i tendini, e rivestiamo solamente l'osso. Io dico questo perché i pazienti vogliono tutti camminare tanto, ma in realtà devono camminare il giusto e devono seguire un protocollo fisioterapico seguito da un fisioterapista. Poi il paziente giovane non puoi dirgli di non fare le cose. Io ho pazienti giovani che giocano a tennis, pazienti giovani che fanno la corsetta lenta, però nella persona più anziana è preferibile spiegare che non possono fare attività sportive pesanti perché chiaramente porterebbe al consumo precoce della e anche per persona. un'altra serie di motivi, insomma, se sei più avanti negli anni. Sì, cercare, perché poi bisogna stare attenti alle cadute, molte volte l'osso è fragile, se no ti fai una frattura su protesi, diventa una cosa un po' complicata. No, non possiamo complicare le cose. Allora, andiamo avanti, regia, vediamo. Questo è il taglio che noi facciamo sulla tibia, possiamo andare avanti. Un bel taglietto. Sì, però sono 10 mm di osso. E questa è un'artrosi da protesi di ginocchio. Come vedete è osso contro osso. È una cosa importante da dire. Noi dobbiamo fare le protesi quando vediamo una radiografia in cui non c'è più cartilagine, osso contro osso. Questo perché se io opero di protesi un paziente che non è osso contro osso, mi devo fare una domanda: ma questo dolore forte che sente il paziente viene tutto da un problema di usura cartilaginea o deriva per altre motivazioni? Per esempio dolore dai tessuti molli, dolore perché c'hai una lombocruralgia, e questo noi lo dobbiamo capire bene, perché se no rischiamo di fare una protesi che poi non sarà una protesi dolorosa, perché tu togli solo una parte del dolore, non togli completamente il dolore. Quindi le protesi si fanno quando siamo osso contro osso. Perfetto. Allora, mi sa che noi ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, vero regia? No? Me lo dite voi? Una volta tanto che io voglio essere puntuale, non mi fanno essere puntuale. Va bene. E allora andiamo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo cosa è la prossima immagine. Ecco, questa l'ho portata perché è una protesi, si dice, monocompartimentale. Se io ho un paziente sui 54-55 anni, dove, come abbiamo detto, quell'intervento di osteotomia inizia a perdere di efficacia e ho un consumo cartilagineo mirato in un punto preciso, la prima immagine che abbiamo visto, noi possiamo fare una piccola protesi solo in quel punto. Solo in quel punto. Ci ritorniamo subito, ci interrompiamo un attimo perché c'è la telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Da dove chiama? Buonasera. Pronto? È in linea, può parlare. Da dove chiama? Da Casale del Manco. Ok, prego. Da Casale del Manco.
sì, arriviamo un po' in ritardo, va bene. Prego. Volevo chiedere al dottor Vela, a una paziente di 60, intorno a 60 anni, 63 anni, una cisti di Baker, è solo di origine meniscale o di origine artrosica? Ok, solo questa è la domanda? Sì, solo questo. Va bene, allora grazie di averci chiamato, può mettere giù il telefono e sentire la risposta, grazie. Allora, innanzitutto definiamo la cisti di Baker. La cisti di Baker è in onore di Baker, che nel 1800 l'ha identificata. È una formazione cistica che si sviluppa nella parte posteriore del ginocchio, che Baker ha definito come cisti, perché per cisti si intende delle pareti ripiene di liquido. Noi sappiamo che in realtà è una borsa che si riempie di liquido quando abbiamo l'articolazione del ginocchio artrosico, quindi è un segno, un sintomo dell'artrosi. Non si tocca, non è quello che dobbiamo curare, noi dobbiamo curare l'artrosi, non è il menisco. E mi allaccio con il discorso del menisco. A 63 anni tutti i menischi sono degenerati e presentano anche delle piccole lesioni degenerative, ma non vanno toccati. Il menisco è un ammortizzatore, una guarnizione che protegge la cartilagine del femore e della tibia, che normalmente a 62-63 anni si riduce di spessore e presenta delle lesioni, è come una guarnizione ingottita. E a 63 anni, tranne casi rarissimi, il menisco non si deve toccare. Anzi, addirittura le linee guida della Società Italiana del Ginocchio ci dicono che dai 50 anni in poi le lesioni meniscali non sono chirurgiche. Per quanto riguarda comunque la domanda, la cisti di Baker è dovuta all'artrosi del ginocchio. E quindi poi curando l'artrosi diminuisce la cisti. Va bene. Adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, pochi minuti amici, non cambiate canale perché ritorniamo subito con voi, a tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati amici, allora vi ricordo siamo in diretta con Salute e Prevenzione, siamo in compagnia del dottor Luca Mariavena, ortopedico, chirurgo ortopedico, abbiamo detto, specializzato soprattutto per l'arto inferiore. Infatti stiamo vedendo delle immagini, grazie alla nostra regia, perché stiamo parlando di artrosi, e allora stiamo vedendo, abbiamo visto l'artrosi che colpisce il ginocchio, che colpisce l'anca, cioè veramente siamo partiti dall'anca, facciamo in ordine, anca, ginocchio, abbiamo finito tutto sul ginocchio. Abbiamo qualche immagine. Vediamo regia. Allora, questa era la protesi, stavo dicendo, monocompartimentale, cioè la piccola protesi che si può impiantare in pazienti, tra virgolette, giovani, quando è consumato completamente l'osso solo nella parte interna. Andiamo avanti. Forse c'è la telefonata, così poi ripartiamo dall'immagine. Buonasera, da dove ci chiama? Salve, buonasera, chiamo da Cosenza. Prego. Una domanda al dottore, non per me, diciamo, per mia madre. Sì. Siccome c'è mia madre che il mese prossimo, a gennaio, compie 65 anni, ha fatto alcune visite qua all'ospedale, cura al medico privato, e gli hanno detto che cartilagine non ce l'ha proprio al ginocchio, ha difficoltà a camminare, gli gonfia. Che può fare mia madre? Questo. Ecco, è proprio quello che stiamo spiegando adesso, no? Sì, allora... Sì, sto guardando, No, dico, cade proprio al momento giusto. Se i colleghi che hanno visitato sua mamma hanno trovato il consumo completo della cartilagine a quest'età, dobbiamo pensare a un intervento di protesi di rivestimento di superficie, e questa è la soluzione se è osso contro osso.
E poi chiaramente bisognerebbe vedere le radiografie. Certo, perché fa un po' parlare a distanza, un po' di filo. Serve l'immagine di prima? Volevo andare avanti perché c'è qualche altra immagine. Questa è sempre Possiamo andare avanti? ancora avanti anche ancora, così? avanti ancora. Ecco, questa invece è una protesi totale. Se per esempio la signora in questione ha un consumo completo della cartilagine, allora noi dobbiamo pensare di adottare questa strategia, cioè di fare una protesi di ginocchio totale. Totale che significa? Che si riveste sia il femore che la tibia e vedete riusciamo di nuovo a ricreare gli spazi della dimensione giusta. E se andiamo avanti c'è un'altra immagine che ci chiarisce, meglio. No, avanti ancora, che poi avanti ancora ci dovrebbe essere un'altra immagine di ginocchio. No, non c'è, vabbè. Non ce l'abbiamo più. Vabbè. Queste poi ci servono dopo. Ci servono dopo. Sì. E la protesi totale significa rivestire il femore, la tibia e anche la rotula, perché l'articolazione del ginocchio è fatta da femore, tibia e da femore e rotula. Anche perché nel caso della signora ancora è giovane, 65 anni. La signora è giovane, però diciamo che abbiamo degli studi ormai a 25 anni che ci permettono di affermare che se fai una protesi dai 65 anni in poi, ben posizionata, puoi tranquillamente dire a un paziente che gli può durare tutta la vita, anche se non è che tutte le protesi, noi abbiamo delle percentuali di successo, però diciamo che un caso su 100 si può infettare e quindi fallisce e bisogna rimetterci mani. Un caso su 100 si scolla, cioè la protesi noi di solito la cementiamo, però alcune volte il cemento si stacca dall'osso o la protesi si stacca dal cemento. Quindi lei dice nel corso degli anni, noi ci auguriamo che messa a quell'età duri per la vita, però può accadere sì, ci può essere un 4-5% di fallimento, però avere un 94-95% di risultati non è poco. Caro signore, altre domande? Diciamo, per fare magari una visita a mia madre deve venire in ospedale? No, allora se vuole che sia il dottore Vena a visitarla, dopo la trasmissione può chiamare nella nostra redazione e le verranno dati i riferimenti, va bene? Il numero è sempre questo che ho chiamato adesso? Il numero, no, qual è il numero ragazzi? 0984 84 171. Preso nota? 84 171. Va bene, ok? Grazie a lei, tanti auguri per la sua mamma. Grazie. Va bene, allora ritorniamo alle nostre immagini. Abbiamo detto tutto sulla... Adesso cosa vediamo? Allora, ritornerei sulle anche per fare vedere... e queste per esempio sono una protesi di anca, cioè quando la testa del femore è consumata, di solito è consumato il contenitore e la testa del femore, noi andiamo a tagliare la testa e a sostituirla con qualcosa di metallico. E sono protesi in titanio, la testa si dice... Sono anche ben... come dire, tollerate dall'organismo? Sì, diciamo che esistono le allergie ai metalli, ma le allergie ai metalli al momento conosciute sono al nichel, al cromo, al cobalto, al titanio al momento non si conoscono. La devo interrompere? Sì, c'è un'altra telefonata. Il nostro destino oggi, che ci possiamo fare? Oggi anche lei è gettonatissimo. Pronto? 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 Buonasera, da dove chiama? Buonasera a voi, chiamo da Catanzaro. Prego signora. E vorrei rivolgere 2 domande al dottore, se è possibile. Certo. Posso? Prego. Certo, siamo qui apposta. Dunque, volevo chiedere al dottore, c'è mia figlia che ha 49 anni, soffre di discopatie frequenti. Volevo sapere qual è il rimedio, diciamo, immediato per far passare quantomeno il dolore, perché certamente poi la discopatia va a un altro costo. Allora, diciamo che innanzitutto è chiaro che se io ho una lombalgia acuta da discopatia, quindi nell'emergenza per stare un po' meglio posso far riferimento a una terapia antinfiammatoria e quindi farmaci a base antinfiammatoria.
che possono essere dal classico Voltaren ad arrivare anche al cortisone. Però questo è solo un palliativo del momento, perché noi non possiamo pensare di curare la lombalgia o la discopatia con i farmaci, perché i farmaci non arrivano lì, i farmaci servono solo a bloccare il dolore dalla periferia verso il cervello. Noi dobbiamo poi fare qualcosa di diverso e la strada di solito, dopo aver fatto una visita e una semplice anche radiografia, si basa di solito su una terapia fisioterapica, che è una fisioterapia locale, mirata al livello dove c'è la discopatia o la problematica nella schiena, e che dà sicuramente dei risultati migliori e duraturi nel tempo. Ma non basta neanche questo, perché se io faccio un percorso di terapia manuale per togliere il dolore, fatto questo non sono guarito, perché il dolore che sua figlia ha è legato a una schiena che lavora male, quindi il paziente deve capire che deve fare un percorso fisioterapico per togliere il dolore e poi deve iniziare a fare una ginnastica mirata per correggere... Tipo una ginnastica posturale. Tipo una ginnastica posturale mirata per correggere quella schiena, che deve iniziare a lavorare meglio. Di solito in una paziente giovane che ha già discopatia, specialmente sesso femminile, posso immaginare che c'è una scoliosetta che uno si porta da quando era ragazzina, o un'iperlordosi. Tutte queste cose poi noi le dobbiamo con la ginnastica correggere. Tutto chiaro, signora? Quindi la discopatia si può curare, diciamo? Allora lei pensa molto alla discopatia, ma lei deve immaginare che la discopatia o la famosa ernia del disco non sono una malattia, sono un sintomo di che cosa? Di una schiena che lavora male. Quindi non ci dobbiamo concentrare sulla discopatia, ci dobbiamo concentrare sul fatto: questo disco perché soffre? Perché la mia schiena lavora male. Come posso fare lavorare meglio la schiena? Facendo poi un percorso di ginnastica, ma fin quando ho dolore non posso fare ginnastica. Quindi togliere il dolore con un percorso fisioterapico adeguato, che non è sempre lo stesso, cambia da persona a persona, e poi un percorso di mantenimento, diciamo così, che tipo la ginnastica posturale, che ci aiuta a far lavorare anche bene perché lei è in sovrappeso. Poi sicuramente dovrà dimagrire, perché 1 chilo sulla pancia corrisponde a 4,5 kg sul rachide lombosacrale, sulla parte bassa della schiena. Dottore, mi scusi, il fatto che lei usa quelle fasce che danno calore... quello serve solo per i muscoli. Se il muscolo è contratto, se io metto calore, il muscolo si rilascia, ma non può essere solo questa la soluzione. Quindi, perché l'ha detto prima il dottore, in caso di contrazione va bene il calore, no? Però in caso di infiammazione... Però se è infiammata l'articolazione vertebrale, se io ci faccio andare troppo calore poi si infiamma, quindi bisogna stare attenti anche a questo. Va bene, grazie signora. No, volevo chiedere un'altra cosa. Velocissima. Ma è vero, sì, velocissima, è vero che la cartilagine non si riproduce in nessuna maniera? La cartilagine al momento non si riproduce in nessuna maniera. La medicina, si dice, basata sull'evidenza scientifica, non ha dimostrato ancora un trattamento che rigenera. Poi qui entriamo in un capitolo molto vasto. Se io, per farle capire, se io ho una persona di 19 anni che ha una lesione cartilaginea focale, focale significa un punto ben preciso, io posso prendere delle cellule cartilaginee da questa persona, mandarle a sviluppare in un laboratorio, riprenderle e reinserirle. Però sappiamo già, perché sono cose che si fanno da tanti anni, che non si riforma una cartilagine vera e propria, si forma una struttura fibrocartilaginea. E questo per esempio è un esempio. Ma se io ho 56 anni, 60 anni e ho un consumo cartilagineo diffuso, non ho un mezzo per rigenerare questa cartilagine. Ok. Molto esauriente, chiarissimo, veramente. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a lei signora, buona serata. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Grazie. E beh, insomma, la signora ci ha anticipato un po', almeno per me ha anticipato una domanda che volevo fare, no? Perché si parla tanto di questa... biologia rigenerativa. Allora, in realtà è una grandissima novità, cioè la biologia ci ha permesso di capire che
alcune cellule del sangue, vedi le piastrine, e le famose cellule staminali sono delle cellule che possono liberare dei fattori antinfiammatori e fattori di crescita che possono aiutare nei problemi cartilagini. Però dobbiamo fare chiarezza, ovvero... Sì, perché tanti di noi ci crediamo in queste, no? Come dire, nella positività di questo trattamento con le cellule staminali, sì. Però bisogna fare tante distinzioni. Allora, innanzitutto la biologia come scienza biologica ha dimostrato che esistono dei fattori liberati dalle piastrine e dalle cellule staminali che stimolano la rigenerazione cellulare, ma questo a livello generale corporeo. Poi ci sono alcune cellule, vedi le piastrine, che liberano dei fattori che sono fattori di crescita di neoangiogenesi, cioè di produzione di vasi, e stimolano, e anche cellule che producono sostanze che riducono l'infiammazione. Mentre ci sono delle cellule staminali, quelle per esempio del grasso corporeo, quelle che troviamo nell'osso, nel midollo osseo, che possono anche stimolare a livello biologico di laboratorio la cellula. Certo, quindi detto questo è il laboratorio. Poi, che succede in vivo? Gli studi basati, si dice, sulla medicina basata sull'evidenza scientifica, hanno dimostrato che... Cioè, quando abbiamo le prove, no? Che sicuramente i concentrati piastrinici e le cellule staminali hanno un potentissimo effetto antinfiammatorio e antidolorifico che può durare anche un anno, a differenza di un'infiltrazione di cortisone, per fare un paragone. Sì. Però non c'è uno studio al momento che dimostra che c'è rigenerazione, cioè non c'è uno studio che dice questa cellula prima non c'era, ora c'è. Si è rigenerata. Quindi insomma abbiamo sentito, è stato molto chiaro il dottore Vena, no? Cioè possono funzionare sicuramente per quanto riguarda il dolore, piuttosto che una fiala di acido ialuronico, faccio per dire, invece se mi posso permettere, in realtà secondo me la logica è usare tutto secondo gradini terapeutici col buon senso. Se mi arriva un paziente che ha un problema di condropatia, giovane, di 45 anni, io gli faccio le infiltrazioni di acido ialuronico. Le infiltrazioni di acido ialuronico non funzionano? Secondo livello, concentrati piastrinici. I concentrati piastrinici non funzionano, terzo livello, le cellule staminali, spiegando al paziente che sono tutte tecniche, specialmente quello delle cellule staminali, che sono ancora in corso d'opera. Parlando con qualche collega molto più bravo di me, che ha approfondito molto più di me questo argomento, mi ha spiegato che ancora non abbiamo chiarito neanche bene la concentrazione, cioè quante cellule staminali io devo mettere nell'articolazione del ginocchio ed sono le stesse che dobbiamo mettere nell'articolazione della spalla o della caviglia, quindi ancora c'è tanto da studiare, che non significa che non vanno usate. E non significa che gli studi non debbano continuare. Devono continuare, devono continuare. Quindi sicuramente è stato molto chiaro. E no, perché insomma quando ci sono delle novità, soprattutto per alcune patologie, insomma vorremmo che i tempi si affrettassero, però come dice giustamente lei, ancora dobbiamo sempre basarci sulle evidenze, perché questo in medicina è fondamentale. Allora regia, se non c'è la telefonata, ci mandate quell'altra immagine, questa l'abbiamo vista. Avanti. No, perché il tempo stringe, dottore, sì. Volevo anche dedicare qualche minuto alla caviglia e al piede. Okay. Per quanto riguarda la caviglia, l'artrosi, in realtà l'artrosi primaria di caviglia colpisce solo il 7% della popolazione. Non si sente tanto però, no? Però perché ce ne stiamo interessando? Perché in realtà dal 1985 in poi i traumi alla caviglia da incidenti stradali, da attività sportive sono aumentati tantissimi, e noi sappiamo una cosa, che dopo una frattura di caviglia più o meno grave, l'evoluzione, nonostante la perfetta esecuzione dell'intervento del chirurgo ortopedico, l'evoluzione è l'artrosi, e quindi sta diventando emergente l'artrosi secondaria di caviglia. Ma lei l'ha fatta una... Allora, io ho fatto... Hai seguito una...
Io ho fatto ultimamente una protesi di caviglia, che è una cosa particolare, sono pochi i centri in Italia che lo fanno e ho avuto, diciamo, questa fortuna di essere il primo a farlo a Cosenza. Bello. Però anche qui le indicazioni devono essere molto severe, cioè sono molto ristrette, non ci dobbiamo fare prendere la mano, anche perché è un'articolazione che è soggetta a tanto carico corporeo, e poi, a differenza del ginocchio, dove io nello stesso intervento posso correggere la deformità e sostituire la cartilagine con la componente protesica, nella caviglia, se io avessi una deformità del calcagno o della tibia, devo fare prima un intervento e correggere la deformità e poi dopo posizionare la protesi. Però è fantastico, no? Perché insomma si comincia a fare, le Sì, stanno aumentando. Anche perché prima potevamo fare solo una cosa: quando c'era un'artrosi grave di caviglia potevamo solamente fonderla noi ortopedici, farla diventare rigida, un'articolazione non più dolente, però rigida, una caviglia bloccata a 90 gradi. No, non ci piace. Non ci piace questa soluzione. Quindi andate avanti, fate tutto quello che c'è da fare. Allora, scendendo più in basso, siamo arrivati al piede. piede. Vediamo regia. Andiamo avanti e diciamo che nel piede di solito si pensa più alla patologia più classica dell'alluce valgo, ma in realtà... Allora, ci arriviamo un attimo al piede, penso che la telefonata che ci dovevano passare poc'anzi. Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera, sì, è in linea signora, da dove chiama? Buonasera, da Torano. Da Torano, prego. Siccome stamattina mio marito ha fatto un'ecografia. Fresca. Ho detto che ha un angioma alla colonna vertebrale. Una? Un angioma. Con un'ecografia. Ha fatto un'ecografia? O una radiografia. Ed è uscito questo angioma alla colonna vertebrale. Signora, no, le chiedeva il dottore, ha fatto un'ecografia o una radiografia? Scusate, ho sbagliato, la TAC. Ah, ok. Ok, sì, perché con un'ecografia non Era si un po' può difficile, vedere. certo. Va bene. Allora, l'angioma vertebrale è un'entità clinica tranquilla. Nel senso, se è un angioma, io lo do per scontato perché sicuramente il collega che ha fatto questa diagnosi avrà detto una cosa giusta, è un reperto che facendo una radiografia o una TAC per studiare la colonna noi ci possiamo imbattere in questo evento. Cioè, che significa? Che in una zona della vertebra non si è formato osso, ma si sono formati dei vasi, angiomi. Questi angiomi però sono clinicamente silenti, non devono destare preoccupazione, tranne rari casi in cui quest'angioma è così grande che ha praticamente preso tutta la vertebra. Allora, solo in questi casi... Quali sintomi dà questa patologia? Allora, di solito non ne dà. No, questa adesso è una curiosità. Non ne dà, però se io ho un angioma che ha preso tutta la vertebra e quindi me l'ha resa fragile, posso avere un dolore, però di solito gli angiomi sono piccolini e sono clinicamente silenti. Però qui poi entriamo in un capitolo, diciamo, che diventa più del neurochirurgo. Cioè, a me è capitato un caso di un angioma che aveva coinvolto completamente una vertebra e chiaramente l'ho inviato dal collega nelle mani del neurochirurgo. Però insomma in questo caso... In linea generale è un tranquilla. Si chiamano incidentalomi, cioè io vedo una cosa mentre sto studiando un'altra, la descrivo e spiego al paziente che deve stare tranquillo. Tutto chiaro, signora? Quindi devo fare una TAC perché non è misurato l'angioma. No, signora, no, diceva il dottore, lei ha fatto magari, suo marito ha fatto questa TAC per un altro motivo ed è venuto fuori quest'angioma, no? Che di per sé è un'entità tranquilla. Sì, ecco. Poi bisogna vedere... Non c'è bisogno... Non è misurato, non c'è scritto di che grandezza è. Lo so, ma questo lo vede il collega che ha refertato la TAC, no? Il collega che ha refertato la TAC, oppure un ortopedico dove voi potete portare questo esame e vedrà le immagini, perché lei ha letto solo il referto, però diciamo il medico non si legge solo... L'aveva fatta perdere il fegato perché ce l'ha il fegato ed è uscito che invece ne ha un altro alla colonna vertebrale.
Però in questo, voglio dire, la bisogna signora poi vuol vedere... sapere lei adesso cosa deve fare, perché c'ha questo... Bisogna far vedere la TAC a un ortopedico o anche a un neurochirurgo. Oppure ad un neurochirurgo, che magari, signora, la tranquillizzerà, le darà maggiori informazioni, va bene? Va bene, grazie. Grazie, tanti auguri. Allora, velocissimo. Oltre all'alluce valgo, un'altra patologia frequente nel piede è l'artrosi del primo dito del piede. Che accennavamo in apertura di trasmissione. Esatto. Perché proprio il primo piede? Perché sul primo dito del piede arriva il 20% del peso corporeo, per cui quando io faccio il passo e sono nella fase di stacco del passo, cioè quando mi do la spinta di propulsione, il 20% del peso del corpo va sul primo dito, e quindi anche qui ci sono delle persone che anatomicamente sono predisposte all'artrosi del primo dito del piede. In questo caso la terapia? Di artrosi lieve del primo dito del piede si possono fare fisioterapia e infiltrazioni. Anche qui, mi scusi, per fare una diagnosi lei ha bisogno di una semplice radiografia in piede. Una cosa importante da dire, per tutto l'arto inferiore non servono le risonanze. Il primo esame che bisogna fare è una radiografia in piedi, non sul lettino, in piedi, perché noi viviamo in piedi, non viviamo sul lettino. Quindi abbiamo bisogno di una radiografia in piedi che ci fa vedere l'articolazione come si comporta sotto il peso corporeo, e poi sarà lo specialista, se è necessario, a chiedervi un esame di secondo livello. Certo. Quindi insomma in questo caso fatta poi la terapia insomma dipende dal grado di artrosi. Perfetto, allora ce l'abbiamo fatta, siamo stati abbastanza, speriamo di essere stati esaustivi, lo siamo stati solo per mancanza di tempo, non possiamo ricevere tutte le altre telefonate, cari amici, vuol dire che poi magari, dottore Vena, lei l'anno prossimo ci viene a trovare di nuovo. Con piacere. L'anno prossimo è tra poco. Con piacere, con piacere. E per cui insomma sono argomenti veramente per i quali si potrebbe dire tanto, però i tempi televisivi sono quelli che sono. Allora intanto grazie ancora per essere stato con noi, grazie a voi amici, io come di consueto vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre alla stessa ora, buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.